Ciao amici, ci troviamo oggi a Erbelatori, un antico ovile e oggi anche rifugio per escursionisti amanti della natura. Siamo in Ogliastra, nel comune di Villagrande Strisaili, proprio sotto il Gennargentu, quindi da qui dal rifugio possiamo anche vedere appunto Punta La Marmora, che è la cima più alta della Sardegna. Siamo arrivati qui ieri mattina e abbiamo fatto un po' di giri e vi vorremmo raccontare cosa abbiamo fatto e anche qualcosa in più su questo luogo veramente speciale. La prima volta che ho varcato la soglia di questo cancello è stato 4 anni fa. Gianluigi stava finendo di ristrutturare il Pinnetu, stava finendo proprio le ultime rifiniture, la porta e altri dettagli per renderlo insomma vivibile e renderlo un luogo anche dove poter passare la notte. Siamo saliti su in una fredda mattina di febbraio con tantissima pioggia. Ciò nonostante, appena ho visto questo luogo me ne sono innamorata, è stato quasi come un ritorno a casa. Sentire così forte questa ricongiunzione con la natura mi ha fatto
innamorare di questo luogo, e da allora sono tornata tantissime volte, e in collaborazione con Gianluigi abbiamo organizzato anche delle escursioni appunto alla Marmora e qua nei dintorni, proprio per permettere alle persone di sperimentare questa natura e questa aria che si respira qui, l'acqua che si può bere da queste sorgenti che sgorgano appunto numerose qua nei dintorni, e poi fino a salire su. Anticamente era pieno di ovili anche in montagna. Qua siamo a 1200 metri di quota, dove appunto portavano le greggi durante la stagione estiva. Infatti in questa zona abbiamo tantissime sorgenti e ricchissima di acqua, per cui anche in piena estate si sta veramente bene. Quindi alcuni di questi antichi ovili oggi sono stati ristrutturati e restaurati, e in particolare questo è un caso veramente esemplare, un luogo davvero speciale. L'ultimo pastore che lavorò qui ci lavorò sino a circa una ventina di anni fa, ma l'ovile si trovava pochi anni fa proprio a uno stato di rudere. Oggi ha avuto una nuova vita questo luogo grazie all'opera di Gianluigi Bonicelli, che se verrete qui a trovarlo vi racconterà tutto su questo luogo incredibile, e su come ha avuto l'idea di farlo rivivere ricostruendo anche in modo fedele a com'era in origine l'antico ovile, quindi rifacendo i muri, rifacendo il tetto e rendendolo un luogo oggi confortevole. È
un luogo dove si può venire accompagnati da Gianluigi a fare delle bellissime escursioni qui nel Gennargentu e in particolare in quella rete di sentieri che lui stesso ha battezzato il Selvaggio Verde. Adesso ci stiamo preparando per andare via, quindi per salutare questo luogo speciale, e noi invece vi diamo appuntamento con il nostro progetto Sardegna Sacra on the Road, in cui vi racconteremo tanti altri luoghi speciali della Sardegna. Quindi ricordate, a partire da febbraio siamo online con Sardegna Sacra on the Road. Ciao!